Sotto traccia, ma non troppo, sono già in campagna elettorale, anche senza sapere ancora quale sarà la coalizione di riferimento o il presidente da sostenere. Hanno fretta gli aspiranti deputati a Sala d'Ercole, la cui capienza a partire proprio dalla prossima legislatura sarà ridotta. Gli scranni infatti scenderanno da 90 a 70 e di questi 7 riservati al listino, che scatterà se nessuno dei candidati a diventare governatore raggiungerà la metà dei consensi, e uno andrà al presidente perdente più votato. Conti alla mano, dando per scontato il premio, i posti a disposizione saranno solo 62, quanto basta per preannunciare una battaglia all'ultimo voto. Ad avere già ufficializzato la corsa sono i 5 Stelle, che lanciano 62 candidati in tutte le province, ma stringiamo l'obiettivo sul territorio agrigentino, dove i seggi in palio saranno 6, uno in meno rispetto al passato. Tutti gli uscenti pronti a riprovarci. In corsa Salvatore Cascio e Michele Cimino di Sicilia Futura. Roberto Di Mauro in sella alla nuova compagine, sempre nel segno dell'autonomia. La lista si chiamerà Sicilia Stato Libero. Enzo Fontana con Alternativa Popolare di Angelino Alfano e Giovanni Panepinto del Partito Democratico. Saranno certamente della partita anche Margherita La Roccaruvolo, divenuta nel frattempo sindaco a Montevago, e Gaetano Cani, subentrato nella parte finale della legislatura. Non mancheranno le new entry. È deciso a non fare la comparsa Carmelo Pullara, dirigente dell'ASP di Agrigento ed ex commissario straordinario del Civico di Palermo. Pullara sarà candidato nella lista di Di Mauro, nella quale dovrebbe trovare posto anche l'ex sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, e probabilmente anche l'attuale sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, nel segno di un'alleanza politica nell'ambito dello schieramento di centrodestra. Nell'Agrigentino ci sono poi diversi altri nomi in ballo. Si tratta di Gioacchino Nicastro, sindaco di Casteltermini con il partito di Totò Cardinale, Vincenzo Lotà, sindaco di Menfi, pronto a correre col PD, così come Michele Catanzaro, segretario del Masciacca. A Licata ha annunciato la candidatura Giuseppe Federico, il leader del gruppo consiliare, che è risultato decisivo nella sfiducia del sindaco. Potrebbe scendere in campo anche lo stesso Angelo Cambiano. Nelle file di Forza Italia in poll l'attuale deputato nazionale Riccardo Gallo, che ha deciso di puntare su Palermo. Poi spazia all'attuale presidente del Consiglio Comunale di Porto Empedocle, Mari Lucaci, e al sindaco di Cammarata, Vincenzo Giambrone. E potrebbe tornare in pista anche l'ex europarlamentare azzurro Salvatore Iacolino. Al lavoro l'MDP di Angelo Capodicasa si fanno i nomi dell'attuale segretario provinciale della CGIL Massimo Raso, della consigliera comunale di Agrigento Angela Galvano e dell'avvocato Ausilio Celso. In corsa quasi certamente anche l'ex deputato Giancarlo Granata nelle file di Alternativa Popolare. Ore decisive per conoscere la decisione di Carmelo Cantone, attuale presidente dell'associazione B&B, spinto da un gruppo a lui vicino a scendere in campo. Infine il Movimento 5 Stelle. La griglia pentastellata è stata già definita. In lista l'uscente Matteo Mangiocavallo, Fabrizio Lagaipa, Maria Bellavia, Rosalba Cimino, Salvatore Cinà e Giovanni Di Caro.